Amici telespettatori, buonasera a tutti, si ritorna naturalmente nella rubrica dei tipi strani. Questa sera abbiamo non un tipo strano, attenzione, ma una tipa strana, ma molto strana. Ve la presento subito, si chiama? Avete visto? Si chiama così, la chiamano alle volte così, però lei di solito si fa chiamare Isabella. Isabella. Allora Isabella questa sera è venuta da noi perché ci vuole far vedere qualcosa di che lei sa fare, la sua grande passione, la passione praticamente per l'occulto, l'occultismo. Isabella praticamente riesce a leggere nel futuro guardando gli occhi della gente. Giusto Isabella? Giusto. Quando è nata questa tua grande passione? A 2 anni. A 2 anni, tu praticamente già a 2 anni sapevi leggere negli occhi la gente, cioè sapevi dire praticamente tutto quello che facevano. Allora se io ti dico di farmi una prova, tu saresti capace di... Ti stai concentrando, Isabella si sta concentrando, dovete capirla. In questo momento è in alta concentrazione, si sta concentrando. Attenzione, attenzione che al momento Isabella è fuori trance, è come dire transessuale, esatto, e per cui si sta concentrando. Attenzione, ha molto tempo che sei in trance? 2 secondi. Attenzione, attenzione, un po' di pazienza perché Isabella si sta per concentrare bene. Pronta? Sei concentrata? Sì. Allora guardami negli occhi e dimmi a che cosa sto pensando. Stai pensando alla tua ragazza. Come lo sai? Te l'ho letto negli occhi. Ma sei bravissima! Complimenti a Isabella! Isabella, mi hanno detto anche che tu riesci anche a leggere le carte. Sì. Sì. Da quanto tempo? Da quando avevo 2 anni e mezzo. 2 anni e mezzo. Quindi sapresti anche fare le carte. Certo. E le carte come le fai? Dipende, quello che mi chiedono. Esatto. Ma di solito le fai con le mani o con qualche Con altra i piedi. cosa? Con i piedi. Tu praticamente riesci a fare le carte con i piedi. Sì. E se io ti dicessi di farci una prova, di farci vedere una prova, tu saresti capace? Con i piedi no, in TV perché dovrei spogliarmi tutta e non è il caso. Certo, però con le mani? Con le mani va bene. Con le mani va bene. Va bene, allora in questo momento ti stai per concentrare, vero? Sì. Allora attenzione perché Isabella è in trance e si sta intranzando tutta per leggere praticamente come le medium. Isabella è qui, attenzione, state guardando, Isabella ci vuole giustamente un po' di fluido magico per farla ancora. Attenzione, attenzione, un minuto di silenzio. Pronto? Sei pronta? Sì. Come ti senti? Benissimo. Benissimo. Allora io faccio venire un telespettatore del pubblico per tu leggere qualcosa. Va bene? Chi vuoi? Un telespettatore, va bene. Allora, sei pregato. Ciao. Ciao, sono Maurizio. Maurizio. Allora Maurizio Cicco è la nostra medium che praticamente ha un dono particolare di leggere negli occhi. Ha scelto te perché ti vuole leggere negli occhi. In questo momento lei ti sta fissando perché sta cercando di leggerti negli occhi. Attenzione. Guardalo negli occhi. Minchia, vieni qua. Tu sei alcolizzato. Sei alcolizzato? Non è vero, ragazzi. Ha sbagliato. Guarda, di solito Isabella non sbaglia mai. Un pochettino, guarda. Hai sposato una rompicoglioni da 9 anni. Vero. Hai ragione. Hai un cane a casa? 2. No, uno sei tu e uno è il tuo cane. 2, scusa, sbagliavo. E lavori in fabbrica? Fabbrica di cosa? Carta igienica? Sì. Come si chiama la fabbrica di carta igienica? Scotex. Ma non lavorava in la Pulicu? No, Scotec. No, la Pulico è fallita. La Pulicu è fallita. Sì. Ho capito. Vabbè, è brava? Qualche cosa ci ha azzeccato, dai. Qualche cosa. Quasi Va bene. tutto, quasi Isabella, io ti ringrazio. Amici telespettatori, vi ho fatto conoscere Isabella, una tipa strana che riesce a leggere praticamente negli occhi della gente. Questo è tutto da Albi. Albi vi saluta naturalmente. Ma ciao Isabella. E vi saluta
Ciao ciao. Oh yeah!